Saluto a tutti, sono Stefano di Un Metodo SLT. Dunque oggi mi parla di una questione o piuttosto un commento che ho visto in reti sociali parecchie volte che è le corso tu l'apprends avec les anciens. Il corso ce l'ho imparato con gli anziani. È vero, e mi fatto così in Corsica da millenni. I parenti parlano di corso ai suoi zittetti e così i zittetti parlano di corso. E dunque, in Corsica, a maggior parte degli enti, più o meno il 100%, parlava corso. E poi c'è stato un nuovo fenomeno, più o meno 50 anni fa, si è affaccato a televisione. In ogni luogo, in ogni casa, si poteva vedere a enti parlare tra una specie di finestra. E così è cominciato a vedere in ogni luogo, mica solo in Corsica, che le persone più importanti, quelli che si esprimevano bene in pubblico, quelli che avevano lavorato, quelli che avevano bene di panni, parlavano in francese. E dopo è facile da fare. Non è mica una questione di sacemmo o di pensare male. Quando voi siete parenti, che volete per i vostri zittetti? Li volete vedere straziare tutta la sua vita? E no. Quando voi siete parenti, volete un meglio per i vostri zittetti. E dunque è così che abbiamo cominciato a parlare francese anche tra parenti e zittetti. Tanto si parlava di già francese in scuola. E poi abbiamo cominciato a vedere, più o meno 50 anni fa, tutta questa gente importante che parlava francese. È così che poco a poco abbiamo parlato sempre più francese tra noi. Chi non so, fuori da scuola, si parlava sempre corso in paesi. Il problema è che in Francia il monolinguismo era normale, che non era mica un caso in Italia, perché a Corsica si sa che Nansu era in un mondo italiano, la lingua corsa è una lingua italo-romanica e in Italia ogni regione aveva più o meno un suo dialetto. Attenti che la parola dialetto non ha mica lo stesso senso in Italia. Per saperne di più abbiamo scritto un articolo che si chiama Le Corse Langue Dialecte. Lo potete ritrovare nella descrizione del video. Se avete questioni a questo soggetto, ci potete scrivere un commento. E voi, parlate corso? Se no, vi do un po' di idee per cominciare. E potete ritrovare nella descrizione a YouTube, Facebook e Instagram. E poi, se volete andare più lontano, ci potete ritrovare nel nostro sito o a Facebook. Ci potete anche mandare un messaggio direttamente a contact@sltway.gov. Aspetta, SLTG? SLTway. Way come uè! E no, nemico ballo. Uè come un cammino, un metodo. Ah.